Importanti provvedimenti per l'emergenza idrogeologica. Al via i lavori progettati e appaltati dal Genio Civile di Agrigento per la manutenzione di 8 corsi d'acqua che attraversano il territorio della nostra provincia. I nuovi interventi sulla rete fluviale finanziati dal governo Musumeci per un importo complessivo di oltre 2,5 milioni di euro sono stati appaltati dal Genio Civile di Agrigento, diretto dall'architetto Rino Lamendola, con procedure aperte, e saranno immediatamente consegnate alle 8 imprese aggiudicatarie che apriranno i rispettivi cantieri nei prossimi giorni con l'obiettivo di completare i lavori prima dell'anno e che arrivano le piogge autunnali. In particolare gli interventi riguardano la manutenzione del fiume Mera Meridionale nella zona di Licata, nel fiume Ipsas tra Grotte e Agrigento, del vallone Cannatello ad Agrigento, del canale Fiume Vecchio a Licata, dei torrenti Consalamone di Sciacca, Finocchio e Femmina Morta di Menfi e infine 2 nuovi tratti dei torrenti della Palma e Mollarella nella zona di Licata. Siamo orgogliosi di offrire ancora una volta il nostro contributo tecnico, afferma il capo del Genio Civile di Agrigento Rino Lamendola, al fine di continuare a alimentare la notevole campagna promossa dalla Regione negli ultimi anni per la riduzione del rischio idrogeologico del territorio campagna nella provincia di Agrigento. Ha già fatto registrare fra l'anno 2020 e il 2021 una serie di interventi per la manutenzione di ben 23 corsi d'acqua. Tra questi ricordiamo la manutenzione dei fiumi Verdura nella zona di Naro, Salso, Torrenti Carellettina, Cavarretto, Mirabile, Femmina Morta, nella zona di Aragona, Cantarelle, Coda di Volpe, Mollarella, Della Palma, La Manca Safarella, Burraitotto, Cancemi, Bella Pietra e Carabollaccia Sciacca.